ho 17 anni, sono una persona molto socievole, sembra strano ma ho una passione per l'informatica, la matematica. Da bambino volevo diventare un inventore, difatti costruivo diverse cose con i Lego. Andando avanti la mia passione si è evoluta. Quando mi sono iscritto in questa scuola mi aspettavo di trovare un'istituzione e delle persone che mi insegnassero le cose più aggiornate per stare al passo con la tecnologia e non sono mai stato deluso in questa scelta che ho fatto. Ho scelto l'informatica perché ormai tutte le aziende hanno un pezzo di informatica e da grande, cioè in futuro, penso di diventare uno sviluppatore di software. Informatica e telecomunicazioni, con le loro innovazioni tecnologiche, hanno cambiato radicalmente la vita quotidiana delle persone e degli ambienti di lavoro, in ogni settore e in ogni campo del sapere. L'informatica è la scienza che, attraverso l'elaborazione elettronica dei dati, ha determinato lo sviluppo della società dell'informazione. Le telecomunicazioni progettano, organizzano e gestiscono sistemi di comunicazione a distanza di suoni, parole, immagini e dati. L'esplosione delle innovazioni ha trovato un punto di approdo nell'ICT, Information Communication Technology. È un settore in pieno sviluppo, di cui si intravedono le enormi potenzialità, ma servono professionisti preparati. Per questo l'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni è stato inserito nel settore tecnologico degli istituti tecnici. La tecnologia ha cambiato la società, vedi la televisione o il telefonino nei nostri giorni, e penso che in un futuro la tecnologia sarà talmente radicata nella vita dell'uomo che non riuscirà più a farne a meno. Questa scuola ha varie specializzazioni che tengono conto della realtà del territorio, in particolare l'informatica, per seguire i tempi e per permettere una maggiore possibilità ai ragazzi di raggiungere un diploma e un lavoro confacente. La mia passione per il computer va oltre l'internet e i software, difatti assemblo computer per i miei amici e spesso mi ritrovo, essendo appiedato, a girare per Belluno con i computer finiti sotto braccio. Del computer mi diverte creare programmi e cercare di fare nuovi siti oppure anche studiare come è fatto il computer. La passione per l'informatica mi è nata in seconda media. L'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha ambiti di applicazione senza confini. Sviluppa competenze specifiche per analizzare, progettare e installare sistemi informatici e di telecomunicazione. Si impara a descrivere e comparare il funzionamento dei dispositivi informatici, elettronici e di telecomunicazione. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle caratteristiche funzionali. Gestire progetti e processi produttivi correlati a funzioni aziendali. È indispensabile la conoscenza dell'inglese, anche tecnico. Dopo il primo biennio, le competenze tecniche e professionali si sviluppano all'interno di due distinte articolazioni: informatica e telecomunicazioni. L'elettronica e le telecomunicazioni oggi come oggi stanno quasi alla base di tutto quanto, quindi le telecomunicazioni anche sono diventate una grande opportunità di lavoro. Nel mio futuro ho paura di non riuscire a trovare un lavoro che effettivamente mi soddisfi, ma dover ripiegare su un lavoro che magari non ha niente a che fare con le mie competenze, che mi servirà soltanto per continuare a vivere. Questa scuola, essendo una scuola in parte professionalizzante, si occupa parecchio dei rapporti con il mondo del lavoro e anche con il mondo dello studio, quindi il mondo universitario. Le materie che studiamo e che saranno sicuramente più utili è la programmazione, cioè di sistemi, che ci aiuta a progettare e a programmare siti, progettazione di reti, e anche a costruire dei giochi in Java, che sarà nel prossimo progetto che faremo. In generale preferisco materie in cui il ragionamento logico la fa da padrone, anche se capisco che delle nozioni umanistiche servono poi nella vita di tutti i giorni, anche nell'ambito del lavoro. Matematica, bravissima. Sembra strano, ma bravissima. Cioè, usare la logica è una cosa che mi prende, stranamente. È difficile che la matematica riesce facile. Cambia il mondo del lavoro, cambia la società, cambiano i ragazzi, cambia anche la scuola, che si riorganizza con il riordino degli istituti tecnici.
A partire dal settembre del 2010 ci saranno 2 soli settori, quello economico e quello tecnologico, per un totale di 11 indirizzi. Informatica e telecomunicazioni è un indirizzo del settore tecnologico. Un ruolo cruciale hanno i laboratori, ma anche gli ambienti di lavoro dove ogni alunno frequenta stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro. Le ore settimanali saranno meno che nel passato, 32 a settimana, ma saranno ore effettive di 60 minuti. In totale, 1056 ore di scuola all'anno. Al diploma si arriva in 5 anni, i primi 4 suddivisi in 2 bienni e un quinto anno finale. Gli apprendimenti sono articolati in un'area di insegnamento generale con discipline comuni agli indirizzi del settore, aree di indirizzo specifiche per formare le competenze tecniche e operative collegate agli ambiti produttivi. Nel primo biennio sono assunti come riferimento per le discipline i 4 assi culturali dell'obbligo di istruzione. L'area comune prevale su quella di indirizzo, 660 ore sulle 1056 totali. Nei primi 2 anni, in tutti gli indirizzi, si studiano italiano, inglese, storia, matematica, diritto ed economia, scienze della terra, biologia, scienze motorie e sportive, religione cattolica o attività alternative. Fisica, chimica, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, tecnologie informatiche e scienze e tecnologie applicate sono discipline specifiche comuni ai 9 indirizzi del settore tecnologico. Dal terzo anno aumentano le ore dedicate all'acquisizione delle capacità operative collegate alle 2 distinte articolazioni. 3 discipline su 4 hanno la stessa denominazione, però cambiano le ore. Sistemi e reti, tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, informatica, telecomunicazioni, gestione progetto, organizzazione d'impresa. Aumentano le ore dell'area di indirizzo, 561 su 1056.